Abbiamo contattato Alessandro Maiorano perché abbiamo saputo, Alessandro, che tu insieme all'avvocato Taormina hai deciso di denunciare il generale Michele Adinolfi. Sì, il professore Carlo Taormina ha preparato una denuncia tagliata di 15 pagine, che è stata inoltrata alla Procura della Repubblica di Genova, perché la Procura di Genova per questo tipo di denunce è la Procura che ha la competenza territoriale. Ecco, ricordiamo per quale motivo il generale Adinolfi è entrato nelle vostre attenzioni. È entrato nelle nostre attenzioni perché il quotidiano, il Fatto Quotidiano, alcuni giorni fa pubblicò le intercettazioni e scrisse che il generale Adinolfi era la persona a cui praticamente erano stati dati tutti le denunce del sottoscritto Alessandro Maiorano, era la persona che doveva indagare sulla vicenda della casa, sulla vicenda delle fondazioni, sulla vicenda dei milioni spesi da Renzi per la provincia, insomma praticamente era la persona alla quale sono passate tutte le denunce del sottoscritto e del professor Carlo Taormina a Firenze. Quindi voi pensate che ci sia lo zampino di Renzi nel bloccare l'intervento, diciamo, con l'indagine da parte dell'Adinolfi? Ma noi, soprattutto io ho il forte sospetto che qualcosa in merito alle mie denunce non torni, ed è per questo che abbiamo chiesto alla Procura della Repubblica di Genova di dare delle risposte ai nostri quesiti, alle nostre domande che ancora oggi non hanno avuto nessuna risposta. Certo è strano che il sottoscritto con la maglietta viene rinviato a giudizio, mentre il sottoscritto Alessandro Maiorano presenta quintali di materiali cartaceo con prove corroboranti contro Matteo Renzi, Carrai e altre situazioni. Il tutto passa attraverso il generale Adinolfi a quello che il Fatto Quotidiano ha scritto giorni fa e misteriosamente niente si muove. Per cui abbiamo deciso di fare questa denuncia alla Procura della Repubblica di Genova unitamente alla avocazione che invece è stata fatta il 28 di aprile alla Procura Generale di Firenze, al CSM e alla Corte di Cassazione di Roma. E l'Adinolfi, ovviamente, ricordiamo anche ai nostri amici, che è quello che è stato intercettato nella famosa telefonata con Renzi per quanto riguarda il Letta Presidente della Repubblica e anche per quanto riguarda il Napolitano. Ma Adinolfi è stato intercettato un sacco di persone, è stato intercettato con Nardella, con Renzi, con altri politici, quindi questo generale dal punto di vista politico e delle sue amicizie si dava molto da fare. Ricordiamoci che il generale Adinolfi telefonò a Renzi chiamandolo ciao, quindi c'era una forte amicizia. Ricordiamo che il generale Adinolfi è anche quello che ha chiamato Renzi dicendogli ciao, ti sono piaciute le cravatte, perché se non ti sono piaciute le cravatte te le cambio. Insomma, chiunque a questo punto avrebbe dei sospetti o no. E però nel frattempo Maiorano ha un procedimento per una maglietta, il generale Adinolfi in pratica fa scrivere su tutti i giornali che è molto tranquillo. Sì, ma sono tutti tranquilli, no? Hai notato? Sono tutti tranquilli, sono tutti molto sereni, e quindi se sono tutti molto tranquilli e sono molto sereni una motivazione ci sarà. Questa dovrebbero dircelo i giudici, perché questi signori sono sempre molto tranquilli e molto sereni. Io, se avessi una denuncia del genere, fossi generale Adinolfi, non sarei tanto così sereno, ma ripeto, è stato fatto quello che dovevano fare sia dal sottoscritto sia dall'avvocato Taormina, non resta soltanto che aspettare. Speriamo che questa denuncia serva a qualcosa a questo punto. Speriamo che questa denuncia venga accuratamente letta dal PM di Genova. Il PM di Genova stavolta aprino un fascicolo non con modello 45 ma con modello 21 e indaghino formalmente le persone che abbiamo denunciato, compreso il generale Adinolfi, Renzi, Nardella e altre situazioni appunto legate alle denunce mie che vanno dal 2011 al 2014. Ok, ti ringraziamo Alessandro, buona giornata. Ciao a tutti, ciao.